Nero su bianco, il piano c'è e viene annunciato ufficialmente. Obiettivi che diventano promesse, indirizzi che diventano impegni. Il centro-sinistra e il governo di Vicenza ha un progetto da calare sulla città nei prossimi 5 anni. Linee programmatiche chiare, un programma sul quale ci impegniamo davanti ai cittadini, a partire dalla polizia locale, dal tema della sicurezza, da riportare gli agenti della polizia locale a fare i vigili di quartiere, quindi essere presenti nei quartieri della città. Sul fronte della sicurezza, con l'amministrazione di centrodestra, c'era molta attenzione ai parchi, a Campomarzo, alle zone dove c'è più alta tensione sociale. Ora, più vigili nei quartieri, bisogna capire come si tradurrà e quali saranno i compiti prioritari consegnati agli agenti di polizia locale. L'altro grande obiettivo annunciato dal centro-sinistra per i prossimi 5 anni è l'azzeramento delle rette negli asili comunali. Sapete che abbiamo proposto nell'arco dei 5 anni di azzerare le rette per gli asili nido e anche di aumentare i posti, che è un altro aspetto determinante perché oggi troppo gravano sulle famiglie questi costi. Indirizzi, idee, azioni, obiettivi. C'è la bicipolitana che si traduce nel casa lavoro in bicicletta, negli attraversamenti pedonali in sicurezza, nel dare continuità alle piste ciclabili usando anche gli argini dei fiumi. E ancora gli obiettivi sono calmierare i prezzi del trasporto pubblico, l'ampliamento del parcheggio Fogazzaro, nuovi posteggi nelle aree dismesse dei quartieri, il recupero degli spazi abbandonati e delle aree dismesse, la piantumazione di 100.000 nuovi alberi e poi giornate ecologiche su scala sovracomunale, le sezioni elettorali fuori dalle scuole. Una delle risposte più importanti però è sul commercio. Da un punto di vista del commercio sicuramente l'idea è quella di ampliare il coordinamento, l'ascolto, mettere a sistema le varie proposte per rendere anche in questo caso la città attrattiva. Interventi sulla cura urbana, sull'attenzione al degrado in città, sulla cultura, insomma tanti interventi precisi su cui ci prendiamo degli impegni e in questi 5 anni le porteremo avanti.